Ha preso ufficialmente il via sabato 30 novembre la stagione 2013-2014 del Comitato Veneto Fisi. Alla birreria Pedavena di Pedavena, infatti, sono stati presentati, come da tradizione, il Grand Prix Latte Busche, gli sponsor, i circuiti regionali e l'agenda gare dell'inverno ormai imminente. Il Grand Prix Latte Busche costituisce uno dei momenti più qualificanti dell'attività del comitato. Giunto alla 36esima edizione è il circuito dello sci alpino e dello sci di fondo riservato ai piccoli, gli sciatori delle categorie baby e cuccioli. Prenderà il via il 21 dicembre per quanto riguarda lo sci di fondo e il 6 gennaio per lo sci alpino. (13) saranno gli appuntamenti per lo sci di fondo e 25 quelli dello sci alpino. Con oggi appunto ufficialmente lanciamo la stagione a partire dal circuito Latte Busche alla sua 36esima edizione, quale circuito per noi è estremamente importante perché ci coinvolge in un mondo giovanile al quale noi siamo molto attenti e al quale noi vogliamo far conoscere le emozioni e il piacere degli sport invernali. Quello che ci ha inorgoglito per esempio in questa presentazione è che non ci siano addirittura posti a sedere per la presentazione appunto del programma dell'anno a venire. Noi abbiamo diminuito la nostra presenza in manifestazioni sportive, non abbiamo mai pensato di abdicare oppure di mettere in discussione il trofeo Latte Busche. Quindi aver dato a migliaia di giovani nel tempo la possibilità di gareggiare sulle nostre terre. Le finali nazionali si svolgeranno a Falcade l'8 e 9 marzo. L'organizzazione delle due giornate sarà a cura dello Sci Club Valbiois, sodalizio nato nel 1949 e che propone un'ampia gamma di attività: lo sci alpino, il fondo, lo snowboard e il biathlon. Vi aspettiamo a Falcade l'8 e 9 marzo. Noi siamo onoratissimi a fare questa finale a Falcade perché comunque è una cosa sentita, anche perché abbiamo piste di fondo, piste di discesa abbastanza vicine da poter sviluppare queste due tipologie di gare. Le gare si svolgeranno a Falcade, sulla piana di Falcade, Pietroscola, pista per il fondo, e a San Pellegrino le due gare della finale. La finalina invece sarà fatta il sabato alla Le Buse, in località Falcade, e quindi vi aspettiamo numerosissimi e speriamo che sia anche una buona stagione per tutti quanti. Le tappe sono parecchie, sono una quarantina di gare complessivamente per lo sci alpino e una ventina per quello dello sci nordico, grosso modo. Questo è il cammino del Grand Prix Latte Busche. Poi naturalmente alla fine, per quello che riguarda lo sci alpino, ci sarà un criterium nazionale che verrà effettuato a Piancavallo probabilmente, speriamo, verso la fine di marzo, per cui quelli che nello sci alpino si qualificheranno attraverso le varie circoscrizioni e la finale Latte Busche e poi andranno a rappresentare il Veneto in questo criterium nazionale. Testimonial delle finali Latte Busche sarà Fulvio Scola, il fondista azzurro cresciuto proprio nello Sci Club Valbiois. Sentiamo quali sono i suoi consigli per i piccoli atleti. Ma direi che l'unico consiglio che davvero mi sento di dare è quello di prendere queste gare come un assoluto divertimento, un'uscita domenicale con gli amici, magari con la famiglia, perché non una partita palle di neve alla fine della gara e il risultato vederlo così un po' di striscio, senza darci troppo peso, ma un obiettivo da migliorare volta per volta, ma senza farci un problema se le cose non vanno bene.